Benvenuti alla presentazione di Riprese Memory Keepers. Allora, Giuseppe Ferrari e Nicoletta Traversa, che sono gli animatori, fondatori, ideatori di Memory Keepers, di Riprese, pardon, e li ho incontrati qualche mese fa. Mi ricordo che sono venuti a trovarci in Film Commission presentando questo progetto che abbiamo subito ritenuto molto interessante, sia per il tema sia anche per le modalità in cui veniva attuato, con rigore, intelligenza e passione. Per cui vi abbiamo subito proposto: venite a Venezia a presentarlo. Noi facciamo programmazione nello spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission, e eccoci qua. Insomma, l'idea era proprio quella di fargli vedere un po' la luce e farlo un po' uscire da quello che è lo spazio del vostro lavoro. Chi comincia? Nicoletta? Comincio io. Vuoi dirmi tu in che cosa consiste, quando nasce? Sì, intanto ringrazio tutte le persone che sono qua oggi, che ascolteranno un po' la nostra storia. Vi racconteremo quali sono i progetti del presente, ma soprattutto quali sono gli obiettivi futuri di Riprese. Riprese è un progetto che ha come slogan Memory Keepers, che significa custodi della memoria, perché la memoria è al centro di questo progetto. Ci occupiamo di filmini di famiglia, come ad esempio le Super 8 con il matrimonio dei nonni negli anni 70, una VHS con i compleanni, comunque tutti quei formati che noi chiamiamo formati ridotti, che partono dagli anni 20 del Novecento e noi li digitalizziamo e custodiamo fino oltre gli anni 2000. Un piccolo appunto su questa cosa a cui teniamo molto: digitalizzare i nastri magnetici è qualcosa che difficilmente un archivio riesce a gestire, o perlomeno ad osservare con una premura che per noi è sempre da subito stata fondamentale, forse anche perché siamo nati alla fine degli anni '80, per cui i nostri filmini di famiglia erano in VHS-C. E poi pian piano ci siamo resi conto che ragazzi, studenti, noi collaboriamo entrambi allo UAV come collaboratori alla didattica. Per loro invece i loro filmini di famiglia erano già impressi su mini DV, formati che per noi all'inizio erano invece che utilizzavamo addirittura per fare i nostri primi film da studenti. La cosa importante dei filmini di famiglia è che rappresentano in maniera genuina un territorio, lo raccontano senza filtri, perché i padri, madri di famiglia, cineamatori, ragazzi filmano la loro quotidianità, la loro storia. E Riprese riflette anche sul fatto che la storia viene raccontata altrettanto dagli archivi cinematografici d'impresa, ovvero quelle aziende che raccontano la storia, il percorso dell'azienda stessa, e paradossalmente molto spesso si incrociano gli stessi formati: 16 mm, VHS, Umatic. Riprese insiste sull'area metropolitana di Venezia, e Venezia, come sapete, è un territorio in cui i filmini di famiglia, le aziende, ma anche addirittura i filmini dei turisti che l'hanno attraversata dagli anni 20 e continuano a filmarla, forse spesso nelle stesse traiettorie, è colma di queste immagini. La cosa importante anche da sottolineare è l'emergenza che c'è per un progetto del genere, perché l'emergenza è legata al supporto di questi materiali. I filmini di famiglia, le pellicole iniziano il loro processo di degradazione dopo circa 70 anni, per cui se pensiamo ai film degli anni 20 siamo già ben oltre questa necessità che si ha nella digitalizzazione, mentre invece i nastri magnetici, che sono anche più vicino a noi, la loro degradazione inizia già dopo 30 anni. Per cui c'è proprio anche un'emergenza di salvare proprio queste memorie, e Riprese lo fa per quanto riguarda le famiglie in maniera del tutto gratuita.
perché consideriamo che questo sia un diritto di tutti, quello di conservare la propria storia e di conservare la storia di un territorio, perché già vedendo anche queste immagini si percepisce che si tratta di un vero e proprio heritage, immagini uniche, immagini molto evocative, immagini che non possiamo perdere. Grazie Nico. Volevo proseguire con una brevissima storia, diciamo, del percorso che ci ha portato qua. In effetti abbiamo iniziato a pensare riprese da parecchi anni, dal 2013, anche se solo negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo iniziato ad aprirci un po' di più verso il pubblico, a presentarci, a diffondere un po' di più l'idea anche del progetto. Tutto però è nato quando ancora eravamo studenti, studiavamo entrambi arti visive all'Università UAV di Venezia e all'interno in particolare, tra l'altro, dei corsi di cinema documentario tenuti da Marco Bertozzi, che oggi è anche un amico e che siamo felici di avere qui con noi, abbiamo iniziato appunto ad appassionarci moltissimo non solo ai film di famiglia, in realtà alle dinamiche di valorizzazione, di riutilizzo creativo, di riciclo di materiali audiovisivi, film di famiglia, found footage, archivi anche istituzionali. Ecco, questa grande passione poi è passata tra l'altro anche attraverso, sempre nel percorso di studio, attraverso la mia tesi di laurea, che già, anche se non sapevamo che sarebbe proseguita così a lungo, la storia si intitolava Riprese, progettando un nuovo archivio di home movies, ma ancora non ci immaginavamo poi che tutto questo sarebbe andato oltre all'astratto diciamo della ricerca universitaria. Appunto siamo partiti soprattutto iniziando a raccogliere delle cose, non solo pellicole, non solo nastri, ma materiali, perché volevamo anche un po' scoprirli. Noi siamo, come diceva Nico, siamo nati alla fine degli anni '80 e pellicole, proiettori, cineprese non le avevamo nemmeno mai visti, non avevamo nemmeno mai visto probabilmente una vera e propria proiezione in pellicola. Allora abbiamo iniziato a raccogliere proiettori, cineprese, videoregistratori, videocamere dagli anni '20 ad oggi, e pellicole, nastri, anche nei mercatini, oppure delle nostre famiglie o di amici che ce li iniziavano a portare per esplorarli, per iniziare a conoscerli. Parallelamente abbiamo iniziato anche, e già lo avevamo un po' studiato all'università questo, a ragionare su dinamiche appunto di riutilizzo, di valorizzazione, e ci fa piacere ricordare che dal 2014 al 2017 per 4 anni abbiamo realizzato le sigle del The Turn Film Festival, diretto da Marco Segato, questo festival di cinema di viaggio padovano, appunto realizzando le sigle con materiali d'archivio, non solo film di famiglia, found footage, riciclando quindi in modi che ci sembravano suggestivi, ecco, una serie di film. Sempre a partire già all'incirca dal 2013 abbiamo iniziato poi a instaurare una cosa che per noi è fondamentale riguardo al tema della salvaguardia del film di famiglia, instaurare una rete con chi si occupa di questo soprattutto a livello nazionale, e quindi con i vari archivi, Home Movies di Bologna, Super Ottimisti di Torino, Cinescatti di Bergamo, la Cineteca Sarda, con studiosi, con ricercatori, e tra l'altro abbiamo cofondato tra il 2020 e il 2021, questo più di recente, l'associazione nazionale Reframing Home Movies, per la salvaguardia appunto delle memorie audiovisive private. Questo ci fa molto piacere. È importante secondo noi la dinamica di rete, perché funziona molto bene questo sistema in cui realtà locali, realtà anche piccole, che mantengono un forte radicamento sul territorio, sul proprio territorio, che sono in grado quindi di mantenere, di condividere le memorie delle famiglie che insistono su quel territorio, possano però anche sostenersi a vicenda in una dinamica appunto di rete. Posso chiedervi una cosa? Sì. Vi siete posti il problema di, come dire, del corrispettivo del film di famiglia contemporaneo? Nel senso, finché si tratta di un oggetto fisico, certo, deperibile o non deperibile, insomma, non dico che sia facile, ma quando si tratta di queste cose qua... Sì, è una riflessione che in qualche modo è un'emergenza, anzi, che sentiamo
sempre. Pensa che addirittura quando abbiamo dovuto digitalizzare delle mini DV di una ragazza dello UAV per un progetto di laboratorio, già i nostri portatili, nell'acquisizione dei programmi, se prima utilizzavamo certi programmi per acquisirlo, non lo permettevano più, perché era già diventato un formato obsoleto, già quello. Il software proprio aveva delle difficoltà. Per fortuna avevamo un computer un pochino più datato e solo grazie a quello, alla sopravvivenza di quel computer, siamo riusciti a digitalizzargliele. E questo ovviamente scatena questo tipo di riflessioni, no? Noi diciamo sempre che, tra l'altro, non solo ci sarà una riflessione su come trasportare un file digitale in qualcosa che sarà nel futuro, non so se si chiamerà più digitalizzazione, no? Ma anche come recuperarlo, perché la condivisione anche sui social, recuperare queste storie personali che adesso vengono condivise, non più semplicemente custodite o in qualche modo mostrate tra i parenti, ecco. Quindi sì, è qualcosa che ci si interroga molto, ecco. Ogni giorno, direi, sì, ci capita. Beppe, perché Beppe è responsabile della digitalizzazione, io della valorizzazione, però ovviamente Riprese, avendolo costruito insieme, è qualcosa che sentiamo entrambi. C'è da dire peraltro che, poi scusa ti lascio continuare, però mi interessa effettivamente molto questo tema. Ci sono problemi molto diversificati, anche interessanti per certi versi, su ciascuna un po' delle epoche che trattiamo, perché quelle più antiche presentano una serie di problemi più di supporto relativi alla conservazione e ai macchinari per la digitalizzazione, che sono scanner molto, molto complessi. I video analogici, i nastri magnetici, hanno il problema che le macchine oggi, non esistono macchine prodotte oggi per digitalizzarli, no? Utilizziamo ancora i videoregistratori degli anni 80, degli anni 90, che sono impossibili poi per noi da riparare, peraltro, no? E quindi, perché i tecnici ormai sono in pensione, o comunque la loro conoscenza è una conoscenza che non è in qualche modo applicata a delle tecnologie contemporanee per la digitalizzazione di questi formati. Sono un po' in un limbo, no? In quest'epoca è un po' in un limbo, per la quale quindi noi siamo poi in una costante ricerca di videoregistratori, di pezzi, eccetera. E poi c'è appunto il futuro sul quale ci interroghiamo e sul quale abbiamo sempre anche delle sorprese. Inizialmente, qualche anno fa, non pensavamo alle mini DV e già ci sentivamo rivoluzionari nell'essere tra i primi a digitalizzare VHS e nastri magnetici. Poi alcuni studenti, alcuni ragazzi, perché è stato un merito loro poi alla fine, non un'idea nostra, hanno iniziato a portarci anche le cassette mini DV che noi non consideravamo fino a quel momento. Abbiamo detto, ah cavoli, effettivamente non si ferma mai, diciamo, questo orizzonte, no? Certo. Diciamo che la storia di Riprese è una storia che, come diceva Beppe, è iniziata un po' di tempo fa ormai, quando appunto eravamo studenti, però in realtà ci siamo presentati alla comunità in maniera paradossale quando siamo stati invasi dall'acqua alta. I nostri locali sono stati invasi a delle altezze veramente ben oltre l'immaginabile, e purtroppo alcuni contenuti sono stati danneggiati, tra cui pellicole. Le spire di questi film si stavano incollando tra di loro, ma la cosa ulteriore è che quest'acqua era anche salata, quindi c'era proprio un'emergenza, oltre anche una serie di strumenti, eccetera. Abbiamo attivato subito questa dinamica di rete per cercare di capire cosa fare. Ancora noi eravamo in una situazione laboratoriale tra di noi, no? Questa dinamica ci ha anche suggerito di far partire immediatamente un crowdfunding che ha avuto successo. E ci ha dato la possibilità immediatamente di restaurare questi materiali e di renderci conto che la comunità comprendeva questo progetto. Non era solamente un progetto che addetti ai lavori, studiosi, ricercatori capivano, ma era un progetto che l'intera comunità comprendeva seriamente. E anche attraverso questa raccolta di fondi siamo riusciti a fare il salto, ad acquistare uno scanner per pellicole.
Scanner per pellicole per un archivio significa essere tra 10 forse realtà in Italia che possono digitalizzare frame by frame, scansionare formati che sono da 9 mm, 8 mm, Super 8, 16 mm, anche con l'audio. Alcuni cineamatori incollavano queste piste di nastro magnetico e registravano il loro commento o dei suoni per accompagnare la proiezione. Siamo riusciti ad acquistarlo anche grazie all'incontro con Filmfabriek, questa azienda olandese produttrice di scanner professionali che ha compreso il progetto e in qualche modo ci ha aiutato anche loro ad acquistarlo. E questo ha scatenato ulteriormente una cosa incredibile, perché diciamo non eravamo neanche così pronti, non abbiamo mai fatto una vera chiamata alle famiglie, eppure alcune famiglie ci hanno trovato. Chi ci ha portato una piccola scatola di cartone con dei film della zia in 9,5 mm, ovvero i formati degli anni 20, che raccontano le storie di questa donna al Lido che passava le vacanze con la nipote, a chi invece ci ha portato l'intera storia della sua famiglia, dagli anni 50 fino agli anni 2000, in cui si vede padri, nipoti, figli crescere, sposarsi, eccetera, eccetera. E anche, come dicevo, i ragazzi dello UAV in cui lavoriamo subito hanno sentito questa sensibilità, questa emergenza e questa grande opportunità, perché, ripeto, noi diamo la possibilità di digitalizzare qualsiasi formato gratuitamente, nella convinzione che debba essere restituita alla famiglia la memoria, ma che queste memorie rappresentano un'autenticità narrativa per il territorio. Appunto da dopo l'acqua alta e da quello un po' che nel trauma di Bello ha prodotto, si sono anche iniziate diciamo a dipanare una serie di percorsi diversi l'uno rispetto all'altro e particolari. Volevamo solo darvene un assaggio. Uno di questi è l'idea di riprese anche come una startup innovativa. Sembra così, visto superficialmente, può sembrare anche strano pensare a persone che si occupano di materiali d'epoca, di strumenti antichi, come una startup innovativa. Noi pensiamo che in realtà il nostro progetto sia molto innovativo, sia perché riporta all'oggi cose antiche, sia perché poi anche a livello tecnologico si interroga costantemente, come dicevamo, sulle dinamiche della digitalizzazione, dinamiche innovative. Pensare riprese come una startup e quindi in un'idea effettivamente imprenditoriale, anche se a vocazione sociale, ci permette da una parte di garantire di continuare a offrire un servizio gratuito alle famiglie, nell'idea appunto, come diceva Nico, di un diritto alla memoria che le famiglie secondo noi hanno, ma anche di mantenere sostenibile riprese, quindi con proposte di digitalizzazione, di valorizzazione, di condivisione rivolte ad enti del territorio, alle imprese con i loro archivi storici. Ci ha fatto piacere negli ultimi 2 anni anche ricevere tra l'altro dei premi per progetti di startup innovative con questa idea. Parallelamente abbiamo continuato a portare avanti un'idea di didattica anche legata al cinema amatoriale, ai formati ridotti, portandola all'università con una serie di laboratori, con lezioni presso master, anche nelle scuole. Abbiamo collaborato recentemente con le mediateche del Friuli Venezia Giulia, tenendo dei laboratori di riutilizzo creativo per tutte le province appunto della regione Friuli Venezia Giulia. E poi attraverso la collaborazione e in alcuni casi anche la coproduzione di film, di opere culturali. Allora C'è Neve di Alessia Buiatti, che tra l'altro è qui oggi, un film che
è in uscita, possiamo dire. Possiamo dire. Sì, che abbiamo contribuito a produrre supportando Alessia nella sua realizzazione. Il film è in parte girato con una videocamera d'epoca in Video 8. Con le storie che saremo, prodotto da Ginko Film, casa di produzione veneziana, un progetto che ha pensato di associare 6 archivi di film di famiglia italiani con 6 registi e autori per raccontare la contemporaneità attraverso immagini d'epoca. Noi eravamo accoppiati con Marco Bertozzi, abbiamo lavorato con Marco Zuin, altro regista del territorio, per l'anno dei 7 inverni. E poi, sempre negli ultimi mesi, abbiamo sviluppato sempre di più appunto questa offerta di cui già accennavamo, di progetti di digitalizzazione e di valorizzazione rivolti appunto ad enti ed imprese. Allora ci ha fatto piacere recentemente occuparci dell'archivio audiovisivo della Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia, ma non solo di enti del territorio veneto-veneziano, perché abbiamo collaborato con il progetto Lo Sguardo e la Voce, digitalizzando film degli anni 20 della Reggia di Caserta, e recentissimamente, nelle ultime settimane, con il comune di Magliano di Tenna, nelle Marche, in provincia di Fermo, appunto sempre per digitalizzare dei film amatoriali. Questo è l'oggi e il futuro. Ad oggi abbiamo 2 borse di ricerca all'Università UAV di Venezia che ci consentono di osservare e riflettere giorno per giorno, finalmente, in maniera sempre più approfondita il focus che sono i filmini di famiglia e gli archivi cinematografici d'impresa. Beppe ha una borsa focalizzata sulla digitalizzazione e io invece sulla valorizzazione, ovvero sul come trasportare questi materiali all'interno di dinamiche di valorizzazione del contemporaneo, dei molteplici linguaggi del contemporaneo. Nello stesso tempo questo ci sta dando l'opportunità di iniziare a mappare quali sono le aziende storiche del Veneto che possono avere queste storie da dover recuperare e con le quali potersi riraccontare nella contemporaneità e raccontare la loro presenza nel territorio. Altri obiettivi per il futuro: Riprese all'inizio del 2022 si costituirà come impresa sociale. Finalmente avremo una forma che ci permetterà di candidarci come spin-off universitario allo UAV di Venezia. Questo per noi è importantissimo, perché avere il supporto di un'università in cui siamo cresciuti, il patrocinio di questo luogo così importante per noi, ci darà l'opportunità anche di usufruire di alcuni spazi. E come sapete, avere degli spazi a Venezia non è facile, soprattutto degli spazi per fare un lavoro del genere, e noi sappiamo che cosa significa rischiare di non avere uno spazio idoneo. Subito dopo la Costituzione Riprese finalmente lancerà la sua prima campagna di raccolta. Che cosa significa campagna di raccolta? Significa fare una call a tutti i residenti di una certa dell'area metropolitana di Venezia e dirgli: ok, potete portarci i vostri filmini di famiglia di qualsiasi epoca, vi daremo la possibilità di digitalizzarli gratuitamente, ve li restituiremo e insieme andremo a solidificare queste memorie, questo progetto territoriale. Come lo faremo? Ad esempio a Sestieri, partiremo magari da un sestiere in collaborazione con enti e realtà del territorio con cui siamo già in relazione, come anche la Veneto Film Commission, ma anche penso ad M9, penso alla Fondazione di Venezia, oppure penso anche a realtà associative legate alla cultura come Microclima. Tutto questo ci darà modo di iniziare questa raccolta di materiali e finalmente andare a costruire un archivio audiovisivo della memoria territoriale veneziana. È una cosa molto importante, secondo noi è una cosa che
tutti comprendono. E noi siamo veneziani d'adozione, viviamo a Venezia da 10 anni, ma ci rendiamo conto di quanto sia importante che queste memorie, ripeto, genuine, raccontino una Venezia raccontata da tantissimi registi, cineamatori, ma finalmente può essere raccontata attraverso le memorie delle persone che hanno vissuto questo territorio, lo hanno camminato, navigato fino ad oggi. Se posso, sì, certo. Ci terrei ad aggiungere che anche se la slide rappresenta il centro storico di Venezia, nella nostra idea è anche fondamentale per questa campagna di raccolta, e è già anche qualcosa che facciamo oggi, pensare a questo territorio naturalmente non solo come il fulcro, il centro storico, per quanto ovviamente molto interessante e molto critico anche per quanto riguarda la conservazione della memoria e la residenzialità, ma pensare anche alla terraferma, alle memorie di Mestre, di Marghera, alla laguna, alle isole della laguna. Alle isole, sì. E quindi ci rivolgeremo a tutti questi territori. Assolutamente, considerati ovviamente di pari dignità, di pari valore narrativo, proprio per raccontare la complessità, la grande complessità di questo territorio. Posso chiederti una cosa? Certo. Come ve lo immaginate questo archivio quando l'avrete, dopo l'accollo, quando l'avete organizzato, diciamo di accesso pubblico, tra virgolette, online, o solo per gli studiosi? Allora, anche adesso ci sta capitando un po', diciamo, questa cosa, e la problematica dell'accesso diretto a questi contenuti è un dibattito su cui anche la rete si pone delle domande, anche perché comunque dobbiamo renderci conto che questi sono contenuti anche sensibili, no? Noi solitamente ma anche conoscendo come lo sviluppano anche altre reti altre realtà già consolidate, riceviamo un certo tipo di richiesta da autori, studiosi, facciamo una scrematura dal nostro database che è già in costruzione, gli affidiamo il database e loro possono tranquillamente consultarlo attraverso prima la visione di frame e poi attraverso i filmini nella loro interezza. Per cui l'accesso con noi sarà un accesso digitale, però in primis attraverso un sito in cui si presenterà una porzione del catalogo, e per approfondirlo ovviamente noi siamo disponibilissimi. Adesso per continuare questa mattinata ci faceva piacere condividere con voi 3 contenuti che abbiamo presentato al Cinema Galleggiante in questa rassegna che si chiama Viaggio nella memoria, in cui raccontavamo tutto il Novecento fino al 2000, partendo dagli anni 20 però, no? Non è la fine della presentazione questo video, rimanete ben seduti ai vostri posti, che poi avremo dopo il video una sorpresa. Grazie.
Cosa sono quei disegni? Questo è Cermiglio. Ah, ho capito. Questo è Squintor. Questo è Bulbasaur. Questo è il Pokémon Fantasma. E il Pokémon Fantasma. Squintor lancia acqua e poi le bollicine. Cermiglio lancia il fuoco. Pokémon Fantasma non lo so. Bulbasaur lancia le iene. E questo non lo so. Bello, sai? Charmander, che non c'è, si trasforma in Cermiglio. E Cermiglio si trasforma in Charizard. Ho capito. Questo è Pikachu, che dà la scossa di... fa la scossa vicino alla vera potere e basta. Grazie. Grazie. Questi sono un estratto, come dicevo, di queste 9 pillole, però ci sembravano rappresentativi per farvi anche, come posso dire, sentire l'evoluzione di una narrazione memoriale. Adesso per voi abbiamo un ricordo della giornata, per noi molto importante, perché all'interno della shopper che vi consegneremo troverete un oggetto che è un quadernino realizzato in collaborazione con Fucina Frammenti, un collettivo di designer che anche loro provenienti peraltro dallo UAV. Che cosa fa Fucina Frammenti? Fucina Frammenti, tra le varie attività, recupera carte, diciamo prove di stampa, di stamperie storiche come ad esempio quella di Fallani, e anziché far buttare questi materiali, che sono peraltro pezzi unici, li recupera e ci costruisce dei quadernini. Noi abbiamo aggiunto una cosa: troverete una sovracoperta in cui è impresso un frame che sopra questi colori crea degli immaginari completamente diversi. Questa sovracoperta si può togliere e però ammirare il frame in tutta la sua diciamo bellezza e purezza. Ci sembrava un bel modo per salutarvi e ringraziarvi e farvi capire le potenzialità di immaginari e di progetti come questi in un'ottica di ecologia e valorizzazione della visione. Grazie a tutti. Grazie.